Ciao a tutti, Virus 101 di nuovo ai comandi di Elite Dangerous. Siamo ritornati a fare un paio di video su questo gioco. Perché? Allora, un po' di casini sto periodo, poco tempo per fare i video e quindi vabbè, insomma, sono stato un attimo rallentato nella produzione video. Comunque, siamo tornati, siamo di nuovo qui e ho avuto modo anche in questo periodo di fare alcune discussioni, ovviamente per fortuna molto costruttive, riguardo a questo gioco. Perché? Perché effettivamente dopo un po' di frustrazione causata ovviamente da alcune meccaniche del gioco, mi sono domandato, ma vale la pena davvero investire tutto questo tempo che il gioco richiede per giocarci, per appunto per cercare di divertirmi, di fare qualcosa all'interno di questo universo, eccetera, eccetera. E a un certo punto mi sono detto anche un bel no, perché insomma troppo tempo per fare qualsiasi cosa, e in relazione ovviamente a quello che io posso dedicare ad un gioco. E sì, perché Elite richiede tanto tempo per fare qualsiasi cosa, sia dagli ingegneri che fare i soldini, che comprare le navi nuove, che andare ad equipaggiarle, eccetera, eccetera. Però, d'altro canto, pensiamo anche ad un'altra cosa. Quale gioco non richiede tanto tempo per gestire le varie cose e quindi praticamente per poter arrivare a buoni livelli, eccetera, eccetera. Perché effettivamente, se ci pensiamo, Elite è un MMO, quindi è un gioco multiplayer online massivo, quindi sono tante persone che giocano e ovviamente ottenere tutto e subito è abbastanza impossibile, quindi ovviamente bisogna dedicarci del tempo. Ci sono delle cose divertenti da fare, ci sono delle cose un po' meno divertenti, alcune noiose, però a un certo punto mi sono detto ok, ma cos'è che si può veramente fare all'interno di questo gioco? Allora, tante cose, possiamo fare le varie carriere, abbiamo tante cose che il gioco ci dà a disposizione, dagli esploratori ai commercianti, al combattimento. Fondamentalmente però tutti cercano di far cucuzza, fare sul soldino ci consente di comprare le navi più grosse, più belle, più tutto quello che sia. Oddio, questa cosa può rovinare il gioco? Sì, assolutamente. Perché? Perché diciamo, chiamiamolo la scimmia da gioco, la scimmia da cucuzza, è molto problematica. Perché? Perché ovviamente ci farà dire sì, ma com'è che ci sono giocatori che hanno miliardate e hanno già tutte le navi e io invece qui cosa posso fare? Che non ho niente, non sono nessuno e ok, per fare questa cosa mi servono 2 settimane, per fare quell'altra cosa mi serve un mese, eccetera, eccetera. Beh, prendetevi i vostri tempi, divertitevi e cercate cercate la vostra strada all'interno di questo gioco. Ovviamente sappiate che più piccola è la nave, minori sono i casini che avrete all'interno del gioco, perché non è detto che avere la nave large sia una cosa positiva. Le navi large costano tantissimo, dovete mantenerle e dovete fare sempre i conti col soldino. Se vi esplodono un'anaconda, eh, è un problema se vi fanno esplodere un'anaconda. Tanto andiamo verso l'Obsidian Orbital. Sto rientrando da una piccola missioncina fatta. E vi fanno esplodere un Sidewinder, cioè chi se ne frega, cioè sono 1000, 2000, 3000, insomma 9000 se l'avete equipaggiato, insomma, quindi capite anche voi che la differenza di soldi è molto 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 sostanziale. Quindi puntare subito alla nave large, tutta equipaggiata, tutta ingegnerizzata, eccetera, eccetera, beh, è un bel sogno, però lasciatelo anche un po' da parte. Perché? Perché se non avete modo di raggranellare in poco tempo tanti soldi, è difficile che arriviate subito a fare una nave large. Io vi sconsiglio anche di puntare subito a fare tutto il disastro di navi di qua e di là. Perché? Perché ovviamente cercherete tutti i modi possibili e immaginabili per fare dei soldi. Stiamo arrivando un po' troppo veloci nel frattempo all'Obsidian Orbital. Diamoci una bella rallentata, facciamo una piccola manovrina di rallentamento, rimettiamo in blu e andiamo giù. Ok, e niente, dicevo, fate attenzione perché ovviamente andare lì e star lì a farmare soldi. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? È perché avevo un meta alloy e qualcuno lo vuole e ci sta lanciando un'interdizione. Ma speravo in un viaggio tranquillo, invece no, vabbè. Dai che ce la faremo a scappare. Boh, sì, per il momento sì. Ok, allora.
Mentre cerco di evadere da questa interdizione, continuo il discorso. Il discorso che cos'è? Evitiamo di farci salire la scimmia da cucuzza, perché la scimmia da cucuzza rischia di rovinarci il gioco. Io mi sono messo a farmare dei soldi, sì, per carità, sono riuscito a fare il miliardo, perché era uno dei miei obiettivi all'interno del gioco. Fortunatamente sono riuscito a farla, però ho dovuto sacrificare, diciamo, il gioco stesso. Perché? Perché per fare quei soldi ho dovuto fare tutta una serie di missioni iper noiose per poter ottenere la cifra che volevo, ovviamente. Questo mi ha richiesto parecchio tempo, ha richiesto tanta pazienza. Sì, adesso posso andare anche a comprarmi l'Anaconda, posso fare un sacco di cose, è vero, però alla fine sto guidando un Diamondback Explorer, come vedete in questo momento. Cioè, alla fine non ha senso andare a puntare a fare subito un sacco di soldi quando alla fine possiamo girarci la galassia con un Diamondback Explorer. Per carità, ha una buona potenza di fuoco, non è comparabile con quella di una nave large, non ha tante cose che hanno magari le navi large, però ha un jump range di 52 light years e questa cosa è importantissima se vogliamo andare a esplorare e divertirci un po' nella galassia. Perché? Perché una delle cose più belle secondo me all'interno di Elite è proprio la fase esplorativa, ma non in quanto di fare viaggi di 2 mesi fuori e andare a centinaia di light years di distanza dagli spazioporti o dalla bolla o quello che sia, è proprio andare a visitare tipo i tourist site, andare a visitare le rovine degli alieni, gli Ancient Ruins, scusate, le basi Targoid. È bello andare a visitarsi per esempio gli Ancient Ruins o i pianeti, quelli particolari, perché ci sono un sacco di cose. Quindi è anche questo parte del gioco, quindi non fatevi distruggere il gioco dalla scimmia da soldi, giocatevelo e divertitevi anche semplicemente per andare a esplorare qualcosa. Poi, altra cosa molto interessante, giocare da soli è una palla, cioè vi fate le cose, vi divertite di qua e di là, ma giocare già in due o tre intanto vi annichilisce completamente i tempi richiesti per fare molte delle operazioni all'interno del gioco. Per esempio, andare a mai a recuperare i metalloid. Adesso sto andando a venderne uno perché l'avevo recuperato su una base Targoid. Non mi serve, quindi lo vado a vendere. Però, per esempio, se a qualcuno dovesse servire, insomma, domandate. Ci sarà sicuramente un pilota che vi può dare una mano, soprattutto se siete all'inizio, oppure è anche bello giocarselo insieme con altre persone. Quindi è questo un po' un attimo, diciamo, la cosa bella di Elite. Cercate un attimo la vostra strada, cercate le vostre missioni, cercate di gestirvi un attimo all'interno dell'ambientazione di Elite, perché insomma ci sono tante cose che potete fare, per esempio una delle quali consultando il Galnet. Eccolo qua, nell'area Galactic Powers, lo mettono qui, consultando il Galnet, qui abbiamo un sacco di informazioni che ci dicono qui succede questo, lì succede quello, quindi no, Powerplay magari evitiamo, scusate, cambio un attimo i controlli che ho due mouse e mi danno fastidio. Eccolo qua, per esempio, Freelance Report, quindi leggiamoci le news, ci manderanno nei sistemi dove potremo trovare le missioni che ci interessano, cioè anche questo fa parte di Elite ed è una grossa fetta che tante volte viene completamente snobbata per andare a fare un attimo una ricerca a caso in giro per la galassia dei sistemi di dove mi danno le missioni o cose del genere. Quindi, insomma, non perdiamoci troppo su questa cosa qua. E volevo poi passare un attimo a 2 o 3 consigli a chi ha appena iniziato a giocare o vuole iniziare a giocare. E non diventate scemi sui ranking e cose del genere. Perché? Perché il parametro principale dei soldi che vi affidano le missioni dipenderà dalla reputazione, scusate, eccolo qua, dalla reputazione che avete con le system factions piuttosto che non con le superpotenze. Le superpotenze ovviamente vi aiuteranno ad avere una reputazione un po' più alta con le system factions, però fondamentalmente dipende da quante missioni fate per quella determinata fazione all'interno di quel determinato sistema. E da qui non si scappa. Quindi dedicatevi tempo a diventare alleati a una determinata fazione all'interno di un determinato sistema per poi poter accedere alle missioni che ripagano di più. E i ranking di combattimento, commercio, esplorazione, sì, anche questi aiutano parecchio, però non diventateci scemi a portarli su. Cercate più che altro le missioni che vi possono divertire, quelle che possono essere remunerative per quello che volete fare e dopo comunque cominciate a divertirvi. Un piccolo consiglio che mi sento di darvi riguarda il passenger lounge, quindi tutta la parte di trasporto passeggeri. Il trasporto passeggeri pagano parecchio.
Ok, tante volte trovate anche le missioni che non vi fanno andare tanto distante, tipo questa qui, 356.000 per fare un 12 light year di jump. Capite che è una missione corta, paga abbastanza, considerata anche la nostra reputazione con le fazioni all'interno del sistema di Maya, che è proprio bassa, non ho quasi fatto mai nessuna missione da qui, e capite che potete affrontare queste missioni. Per esempio, vediamo questo 1.100.000, questa richiede un po' di più, però neanche troppo, e dipende ovviamente fondamentalmente dalla nave che avete. Vi serve una nave strafiga per farle? No, no, perché un Diamondback Explorer, nave small, equipaggiata bene, può darvi la possibilità di affrontare queste missioni in pochissimo tempo. Come vedete, questa nave ha un jump range massimo di 57 light years, attualmente di 52.40, perché ovviamente li ho montato su tutta una serie di moduli. Quindi il mio consiglio è: iniziate a giocare, cominciate a puntare al Diamondback Explorer, e non serve neanche un equipaggiamento troppo stracciato, perché alla fine sono in retreat, mamma mia, non ho accesso all'outfitting. Vabbè, vediamo i moduli da qua. Come vedete ho i thruster 4D, un frame shift wake scanner per delle robe che mi servono, vabbè. Un shield generator è di grade, l'unica cosa a grade e potenziata è il frame shift drive. Tutto il resto è proprio di livello molto basso, a parte il fuel scoop perché non ha peso il fuel scoop, quindi questo è quanto. Tutto il resto è di grade, quindi diciamo che ovviamente andiamo a vedere un attimo dov'era. Eccolo qua, ship insurance 95%, quindi con 500.000 mi ricompro la nave, e fidatevi, non è tantissimo per questa nave qua. Vabbè, un po' di dati, current asset, vabbè, stavo cercando un attimo il costo proprio della nave, vabbè, mi sa che non è qua, vi siete visti praticamente tutte le mie statistiche, ma vabbè, tanto chi se ne frega, non ho nessun problema a mostrarle. Non è che sono queste gran statistiche comunque, quindi eccola, divertitevi a guardarle anche nel video. Comunque, discorso mio, Diamondback Explorer, perché è una nave che costa poco, con 2 milioni e mezzo circa riuscite a farla completamente, quindi anche comprando un piccolo adder, un piccolo hauler iniziale, riuscite a fare le missioni di trading che vi portano a queste cifre qui, soprattutto le missioni di trasporto passeggeri. Fatele, se riuscite ad avere appunto i soldi per comprare ed equipaggiare un Diamondback Explorer più o meno come vedete qui, poi vediamo un attimo se riesco a mettervi anche il link circa della build che sto usando nei commenti del video, nella descrizione del video, scusate. E da questa nave qua poi si apre tutto, perché potete mettere le cabine passeggeri e prendere le missioni che sono un po' più lunghe. Il Diamondback Explorer ha un jump range ottimo anche senza ingegnerizzazione, considerate che può arrivare fino a 40 light years, ovviamente senza moduli, e a livello stock, quindi senza ingegnerizzazioni. È una nave meravigliosa per iniziare. Una volta che avete fatto ciò, il passo successivo, quindi fate le missioni, comprate il Diamondback, comprate tutti i moduli stock con un bel, cos'è, 4A, il frame shift. Andiamo a vedere, andiamo a vederlo. Eccolo qua, frame shift drive è un 5A, scusate, un 5A, vi costerà qualcosina. Però, però, sarà utilissimo, perché? Perché una volta che avete equipaggiato questa nave qui, venite qui nel sistema di Maya, vi comprate un bel Metalloy e dopo andate a sbloccare la vostra amica Felicity Farseer. Quindi, vi abbiamo detto, fatevi un po' di missioni, sbloccatevi questa nave, sbloccate questo ingegnere, cominciate a fare le missioni per lui, quindi vi date anche appunto delle missioni voi per il vostro divertimento, sbloccate tutti i 5 gradi di potenziamento dell'FSD. Una volta che siete arrivati a livello 5, vi fate un bel potenziamento di livello 5 che vi spingerà la nave oltre ogni limite, e a questo punto qui potete tornare indietro nel vostro home system, comprare una bella cabina passeggeri e cominciare a fare le missioni di trasporto passeggeri anche un po' più lunghe. Perché? Perché questa cosa vi consentirà di guadagnare quelle cucuzze extra che vi porteranno poi anche alle navi successive. Quindi questo secondo me è un buon piano d'azione per iniziare a giocare. Ovviamente nel frattempo potete anche divertirvi, visitate i Targoid, andate sulle rovine, andate di qua, di là, giocatevela con gli amici. Nel frattempo cominciate a pensare anche al resto delle navi. Non focalizzatevi solo esclusivamente sui soldi, inizialmente per carità sì, perché ovviamente bisognerà anche salire un attimo e prendersi delle navi, ma nel momento in cui riuscite ad avere anche un Diamondback Explorer
equipaggiato come vi ho fatto vedere in precedenza nell'area dei moduli della nave. Con questa nave qua potete andare tranquillamente a svolazzarvela per tutta la galassia, perché difficilmente una nave medium o large avrà questo stesso jump range, e per spostarvi all'interno di questa galassia dove le distanze sono abnormi, capite che un piccolo DBX è comodissimo. Poi potete sfruttare lo ship transfer per trasferirvi le navi, quelle un po' più grandi, e quindi poi fare tutto quello che vi serve. Quindi se vi servono i trasporti per fare magari community goal o altre cose, insomma, poi potete farlo. Ma il Diamondback Explorer, secondo me, a questo punto, per quello che è stata la mia esperienza all'interno del gioco, è assolutamente indispensabile. Bene, detto questo, insomma, andiamo a chiudere un attimo con un paio di idee mie personali, quindi un piccolo bonus content che riguarda appunto sia gli ingegneri sia il discorso del power play. E gli ingegneri sono belli, sono fighi, vi consentono di potenziare un po' di tutto. Per esempio, qui ho sbloccato anche Todd Blaster McQueen per per i multicannon principalmente. E però poi mi sono fermato. Perché? Perché è bello potenziare la nave, gestirsi le cose, eccetera, eccetera, però gli ingegneri richiedono tempo, perché dovete fare tutti i materiali, tutte le cose che vi servono. Quindi inizialmente focalizzatevi solo su Felicity Farseer, poi lasciate perdere per un bel po' finché non avete la vostra nave, quella su cui state puntando, e quindi cominciate a sbloccare gli ingegneri che vi servono. Perché sbloccarli tutti in botta inizialmente per dire: ah, voglio questo, voglio quello, voglio quell'altro, vi porterà via una marea di tempo, e rischia anche di farvi andare, come si suol dire, in aceto il gioco, perché sì, basta, non ne posso più. Quindi fateli con calma, non sto dicendo di non farli, ma fateli con calma e fateli con oculatezza gli sblocchi degli ingegneri. Perché? Perché possono risultare molto fastidiosi, soprattutto in molti contesti, e se avete soprattutto la possibilità di giocare con qualcuno, fatevi aiutare. Fatelo in due, ma in tre, divertitevi assieme, cercate appunto di fare un gruppo di gioco e di divertirvi assieme. E se ci cercate, noi siamo la Fibonacci Corp, ci trovate anche su Discord, quindi nel caso vi dovesse servire un aiuto, domandateci pure. Avendo tempo a disposizione vi aiuteremo volentieri, anche perché ci divertiamo anche noi, quindi alla fine ci divertiamo tutti insieme, perché questo alla fine dovrebbe essere lo scopo di un gioco. Chiudendo velocemente questa parte sugli ingegneri, e fate attenzione appunto a questa cosa: non diventate scemi a sbloccarli tutti, perché alla fine gli ingegneri servono, per carità, certamente se volete la nave potente, fatta così, fatta colì, fatta colà. Anche questa è una delle parti divertenti di Elite: equipaggiare le navi, cercare di spingerle oltre ogni limite. Però non diventate idrofobi su questa cosa. Perché? Perché recuperare tutti i materiali è una cosa ostica, sia nella gestione dell'inventario, perché non avete tanto spazio all'interno dell'inventario. Vedete, io sono quasi a full. Ok, uno, due, anche nel recupero dei materiali può risultare molto fastidioso, quindi fateci molta attenzione e sbloccate quello che vi serve. Poi ovviamente anche questo, essendo una parte del gioco, può risultare divertente. Se potete, giocatevela con gli amici, così almeno vi fate quattro chiacchiere e due risate tutti assieme e vi divertite giocando. Se no ovviamente è problematica la situazione. Punto, ingegneri, concluso e basta, non ho altro da dire. Ultima cosa che invece volevo trattare era il discorso del power play, che abbiamo visto velocemente qui prima quando ho aperto il Galnet. Il power play perché? Perché, infatti adesso dovrò iscrivermi anch'io, infatti uno dei prossimi video riguarderà il power play. Il power play inizialmente dice: ah, ma io ho un sacco di moduli aggiuntivi, me li vendono solo le fazioni e ce li hanno solo loro. Attenzione, questi moduli aggiuntivi che vendono non è che sono così strafighi come vorrebbero vendercela. Addirittura leggevo un attimo sugli Advanced Plasma Accelerator, ma arma che sto puntando, che dopo alcuni nerf fatti nel corso del tempo non è un'arma così entusiasmante come dovrebbe essere, visto tutto il tempo e l'impegno che dobbiamo investire per poterla ottenere. Quindi anche tutti gli equipaggiamenti che vendono a livello di power play, che sono unici e li ottenete solo con il power play, e non è che valgono così tanto il tempo investito. Non vale il tempo investito in termini di soldi, non vale il tempo investito in termini di potenza del modulo ottenuto. Per carità, i Prismatic Shield sono utili, gli Advanced Plasma Generator possono essere utili su un Vulture o su navi similari, ma non sono fondamentali. Insomma, diciamo che
con un'arma comprata normalmente e ingegnerizzata opportunamente potete ottenere altrettanto, se non meglio. Quindi se volete fare il power play, fatelo per il vostro divertimento, per magari espandere un sistema, eccetera, eccetera, anche per la ricompensa che vi danno, ok? Ma non puntate tutto esclusivamente lì. E anche perché power play porta via tanto tempo. Per concludere un ciclo di power play dovete investire un mese di tempo di vita reale, quindi sappiatelo e fateci molta attenzione, quindi soprattutto se state iniziando non impegolatevi nel power play, fatelo dopo, non dico anche qui di non farlo perché è anche questo uno dei moduli che vi offre Elite, ma fatelo dopo, non diventateci scemi subito all'inizio perché può risultare molto 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 e molto fastidioso. Detto questo, andiamo un attimo a concludere questo piccolo mini video di considerazioni mie personali. Come avete visto non era nessun video tecnico, erano solo appunto delle mie considerazioni personali su come affrontare il gioco. Poi ovviamente c'è tutta la parte dell'lore del gioco, quindi tutta la parte di ambientazioni, chi si sta smazzolando con chi, l'arrivo dei Targoidi, quindi prossime espansioni. Sembra che verranno finalmente rivelati, già ci sono stati degli incontri, noi siamo andati a visitare la Targoid Machine, e appunto sbloccandola e tutto il resto, e anche lì è stata una bella giocata, quindi appunto ringrazio anche il comandante Anadon che ci ha dato la possibilità di fare questo, e anche Gringo Star che era lì. E quindi ci siamo divertiti un attimo tutti e tre a girare la base Targoid, quindi evviva, anche questo è Elite, quindi è bello giocarlo insieme, andare a visitare delle cose che non tutti i giorni vedete all'interno del gioco, è bello anche fare le missioni assieme, anche se volete fare anche quelle di combattimento, perché no, fatelo, ma cercate di divertirvi insieme a qualcun altro, magari con gli amici se avete la fortuna di poter giocare con qualche amico, parente o quello che sia, se no cercate qualche gruppo di gioco online. Ricordo, noi siamo la Fibonacci Corp, ci trovate su Discord. Detto questo, vado a chiudere un attimo questo mini intervento, anche perché sta già durando da troppo tempo, quindi vado a chiudere. Prossimo video, adesso sto montando un attimo il video che abbiamo realizzato sulla base Targoid, quindi a breve ci sarà anche questo, e poi prossimo video, diciamo un attimo miniserie di video su Elite sarà dedicata al power play. Lo affronto per la prima volta, quindi anche lì, poi, insomma, vedremo come andrà a finire. E detto ciò, andiamo a chiudere, quindi se ringrazio tutti come da prassi, quindi ovviamente grazie a tutti a chi già sta seguendo il canale da tempo, chi invece lo seguirà da qui in poi, quindi appunto grazie. E niente. Se avete suggerimenti, domande, se non siete d'accordo su alcune mie posizioni, postate pure nei commenti sotto, ogni intervento costruttivo è sempre gradito, e niente, basta, adesso è tardi, è meglio chiudere tutto, quindi grazie a tutti, buon proseguimento di giornata, mattinata, pomeriggio, serata, nottata inoltrata, quello che sia, e grazie a tutti, Virus 101, Transmission Out.